Il 10 ottobre è la giornata mondiale della salute mentale, ma senza operatori e senza servizi c'è da diventare matti. La salute mentale riguarda tutti, giusto? E allora facciamo squadra. Più attenzione e più risorse per la salute mentale. E con questo messaggio importante dell'attrice che tanti amiamo, la nostra Ester Pantano, si apre questa puntata di oggi di Sicilia 24 Focus, dedicato appunto alla giornata mondiale della salute mentale. Qualcosa che coinvolge tutti. Forse dovremmo cominciare davvero a pensare che sia così, per cercare di fare dei passi in avanti, anche perché l'attenzione sulla salute mentale si sposti e converga anche per quello che riguarda le risorse da assegnare. Parliamo di questo oggi insieme a due grandi professionisti del settore. Qui con me saluto il dottore Carmelo Florio, buon pomeriggio, direttore del Dipartimento Salute Mentale dell'ASP di Catania, reduce da una giornata bellissima che lo ha provato, mi diceva fisicamente, ma che lo ha lasciato decisamente felice per altri versi, ne parleremo. In collegamento abbiamo Giovanni Rapisarda, che è il direttore dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria per infanzia e adolescenza territoriale dell'ASP di Catania. Buon pomeriggio, dottore. Buon pomeriggio a noi. Allora, anche lei ha poca voce, Rapisa, perché ha parlato tanto. Abbastanza provato. Abbastanza provato. Allora, grazie innanzitutto per aver accettato questo invito. Vogliamo subito partire con quella che è stata un'iniziativa che naturalmente l'ASP di Catania ha sposato, ma che è parte di un progetto complessivo che ha coinvolto appunto i dipartimenti di salute mentale di tutto il paese. Che cosa è successo oggi, dottore Florio? Beh, è successo che quasi magicamente, ma in realtà con un impegno incredibile, questa associazione che riunisce che si chiama Collegio dei Dipartimenti di Salute Mentale italiani, e quindi i direttori dei dipartimenti, ma che rappresentano, lo sottolineo, tutti quei professionisti, non solo medici, psichiatri, neuropsichiatri infantili, ma psicologi, tecnici di riabilitazione psichiatrica, gli infermieri, gli operatori gli assistenti sociali, cioè quel mondo di professionisti sempre più rosicchiato dalle difficoltà di reperimento e di dotazione, che come dire, sono impegnati in prima linea per il trattamento, per la gestione dei disturbi mentali. Ma oggi abbiamo allargato il campo non soltanto all'aspetto del disturbo, ma anche a quanto sia oggi importante intervenire il più tempestivamente possibile. Infatti rinnoviamo questa importanza della cultura della salute mentale e del benessere mentale. Quindi in questa giornata si sono non più illuminate del colore verde come l'anno passato, dei palazzi che in qualche modo richiamavano l'attenzione della popolazione ma anche dei decisori politici, ma all'interno delle piazze mi piace dire che in Sicilia sono state ben 14 piazze, ma per piazze intendo dire la scuola. A Catania oggi eravamo al Convitto Cutelli, ma ad Acireale, alla Casa del Sollievo, a Biancavilla e continua a Ribera, a Palermo, a Piazza Politeama. Ecco, 14 piazze che si sono riempite di colori, di riflessione, che hanno coinvolto non soltanto gli operatori del settore, ma anche gli utenti, ma anche le famiglie e anche gli amministratori locali. Abbiamo avuto il patrocinio oggi c'era il sindaco di Catania con noi al Convitto Cutelli, il presidente del Tribunale dei minorenni di Catania, e a Caltagirone, lo ricordo perché è una location anche quella significativa per uno dei temi che affrontiamo. La location di Caltagirone era il Tribunale di Caltagirone, con i magistrati, col presidente del Tribunale, con l'ordine degli avvocati. Ma perché? Ma perché gli attori di questo sistema sono tanti, perché noi gestiamo complessità. Certo. E la domanda è cresciuta, si è diversificata, ma l'offerta, ahimè, è rimasta, langue. purtroppo, ahimè. È rimasta quella. Ecco, partiamo subito, c'è l'assist che arriva direttamente dall'altra parte, dove è collegato appunto il dottore Rapisarda. La
La domanda, lei rappresenta ovviamente diciamo una fetta molto importante. Credo che proprio allargandosi, quando il dottore Florio diceva si è allargata la domanda, io penso che si riferisse anche tanto, no, al settore infanzia e adolescenza. Voi da una parte, perché certamente i genitori di questo tempo sono un attimo forse più attenti, no, alle problematiche psicologiche, alla parte psicologica, a piccoli segnali dei propri figli, voi anche perché probabilmente si sono diversificati i problemi. È così, ci fa un quadro di quella che è la situazione in questo momento della domanda da parte di queste fasce di età? Sì, diciamo che nella fascia di età di cui ci occupiamo noi, quella dell'infanzia e dell'adolescenza, abbiamo assistito a una crescente domanda, poi soprattutto nel periodo subito post-Covid, in cui abbiamo avuto un effetto detonatore da parte della pandemia rispetto a queste problematiche, e quindi abbiamo visto un aumento crescente della domanda sia per l'infanzia e ancora di più per l'adolescenza, con emergenze sintomatologiche e poi, se vogliamo, anche psicopatologiche abbastanza importanti, dall'autolesionismo ai tentativi di suicidio, ai disturbi alimentari anche ingravescenti, così come ai tentativi di suicidio. Per cui la domanda è fortissima, ma soprattutto quello che cogliamo dalla fascia giovanile, e oggi ne abbiamo avuto conferma con le attività che abbiamo proposto al convitto Cutelli, in cui non ci siamo limitati a fare semplicemente una rappresentazione della nostra attività, ma abbiamo fatto un laboratorio con i ragazzi, ispirato al dialogo aperto, quindi a una modalità che li coinvolge, che coinvolge operatori, in questo caso ragazzi e i loro docenti. E abbiamo visto quanta fame ci fosse di ascolto, di accoglienza e di relazione. E da lì parte poi il disagio psicologico, quando questa fame di relazione, che non può essere accontentata dall'iperconnessione con i mezzi di comunicazione, perché è una falsa attività relazionale, perché si è iperconnessi ma si è abbastanza distanti, mentre la relazione, il poter essere accolti, il poter essere ascoltati, il poter dibattere insieme agli altri sui temi importanti quali la propria identità personale e il proprio futuro, significa dare a questi ragazzi lo spazio per crescere e quindi anche per prevenire il loro disagio, che va aumentando probabilmente perché noi adulti li ascoltiamo poco. Ah, quindi insomma io dicevo siamo più attenti, evidentemente allora forse non è così, forse io mi riferivo a un po', no, a quell'atteggiamento delle vecchie generazioni, no, dei nostri forse nonni, per non dire dei nostri genitori, dottore Florio, che dicevano vabbè ma non ha niente, insomma magari il ragazzo è un po' timido, però magari dietro quella timidezza si celava altro. L'idea è che forse almeno, insomma l'auspicio è che forse dietro quella timidezza un genitore possa cogliere qualche segnale. Ma è così o no? Insomma, siamo rimasti un po' legati a stereotipi. Allora, diciamo che in questa società che cammina velocemente, a volte non c'è il tempo di un ascolto attivo e si tende sempre a delegare a qualcun altro che non sei tu, anche perché la complessità, questa parola difficile, significa anche, a volte anche negare un segnale. Sì. La scommessa dei nostri servizi, ma ripeto, è una scommessa che non sempre può essere, anzi, ahimè, lo devo dire amaramente, poche volte si riesce a intercettare tempestivamente, Ecco. perché oggi i servizi sono ripiegati sulle situazioni emergenziali. Però è anche vero, dottore Florio e dottore che rivedo in linea, che forse c'è anche l'errata convinzione che non si possa fare prevenzione in questo ambito, cioè che si arriva o magari per pudore, ancora per una certa aura di difficoltà ad ammettere determinati problemi della sfera della salute mentale, però diciamo non si pensa, però a un momento magari ecco, certo, nell'ottica della salute si può fare prevenzione, ditemelo, si può fare prevenzione, andiamo dal dottore Rapisarda. Certo che si può fare prevenzione, solo che lì dobbiamo poi fare i conti con le risorse che abbiamo, che ovviamente ci risucchiano tutti, le attività ci risucchiano sull'attività prettamente clinica, quindi quando già il disagio e anche la patologia si sono manifestati, mentre lavorare con le scuole, oggi i ragazzi
proprio ci hanno detto: per favore tornate, continuiamo a lavorare con voi su queste cose. Avendo le risorse sarebbe importantissimo e possibile farlo. Ovviamente non possiamo farlo sempre, però mi ha colpito moltissimo questa testimonianza di questo ragazzo che ha partecipato all'attività laboratoristica che abbiamo proposto noi. Che cosa ha significa fatto? Cosa ha che detto? c'è una grande fame di ascolto e di confrontarsi sui temi importanti della loro vita da parte dei ragazzi e quindi sulla loro crescita, per cui la prevenzione è fondamentale, ma la prevenzione non significa semplicemente prevenire le situazioni di rischio, ma anche intervenire quando il rischio si comincia a palesare, è iniziale, e lì, come diceva giustamente lei, dottoressa Lunghi, è importante non farsi prendere dall'idea che andare a consultare uno specialista della salute mentale significa avere uno stigma, avere un'indicazione negativa, ma è semplicemente una parte di noi che non sta funzionando bene, che ha bisogno di essere supportata, aiutata con un intervento specialistico da parte di persone che hanno competenza e conoscenze adeguate per poter fare questo. Allora, noi stiamo parlando in termini generali, però adesso ci fermiamo per una pausa brevissima. Subito dopo, visto che voi continuate a parlarmi dei servizi offerti, io vi prego di rivolgere, perché la nostra deve essere una televisione, una trasmissione di servizio. Quali sono i servizi? In quali casi possiamo bussare alla porta dell'ASP o delle ASP o dei dipartimenti e che cosa possiamo trovare dall'altra parte? Ci fermiamo, torniamo tra poco. Siamo tornati con Sicilia 24 Focus, il titolo della nostra trasmissione lo vedete: salute mentale pericolosamente trascurata dalle istituzioni, trascurata anche dal G7 Salute, mi sembra di aver capito, trascurata perché su questo andrebbero fatti investimenti importanti, eppure nonostante questo i dipartimenti lavorano con grande solerzia, con grande attenzione. Aprire la porta di un dipartimento come quello dell'ASP di Catania, dottore Florio, che cosa significa? Che cosa si trova? Allora, intanto l'informazione è molto semplice. I dipartimenti di salute mentale in Sicilia hanno un libero accesso, cioè non bisogna chiamare al numero verde. Questa è un'informazione che magari chi va sul sito dell'azienda magari non l'attenziona. Questo non significa che porte aperte e arrivi immediatamente. C'è un filtro della domanda, dell'accesso. Una cosa che mi piace ricordare è che è una caratteristica di alcune regioni italiane, perché su questo c'è una certa disomogeneità nelle diverse regioni italiane. La Sicilia, nella organizzazione, il dipartimento è un dipartimento cosiddetto integrato. Cosa significa integrato? Significa che le tre anime della salute mentale, cioè la neuropsichiatria infantile, dell'infanzia e dell'adolescenza, le dipendenze patologiche, altro tema estremamente di attualità è la salute mentale degli adulti, sono all'interno di questo contenitore che si chiama dipartimento. È un contenitore che significa dialogo fra le tre componenti. Ma sapete perché questo è importante? Perché oggi c'è questa parola magica che si chiama comorbidità, ovvero sia che non trovi soltanto la persona con una depressione, ma che magari associata può avere un disturbo della personalità, ovvero una persona che ha un disturbo ossessivo-compulsivo e però abusa di sostanze. Poi ci sono il tema delle nuove dipendenze, quindi come vedete si allarga molto il bisogno. Una cosa voglio dire, c'è una parola molto dibattuta che è spesa, ok? Sì. È un costo, ma siccome la salute mentale si tiene in piedi con le risorse, con quella che potremmo dire tecnologia umana, cioè con i professionisti, questo tipo di spesa è un investimento. Perché se io investo sulla salute mentale, alla fine addirittura ci sono studi che anche il PIL di un paese cresce, perché non investire sulla salute mentale significa aumentare costi diretti. Sapete cosa sono i costi diretti? Ricoveri, ricoveri impropri, quello che si chiama porta girevole. Quindi è un investimento anche perché c'è una parte sofferente che sono le famiglie, i caregiver.
Lei mi chiedeva prima i servizi, devo dirle che Catania, nonostante le difficoltà quotidiane, e approfitto di questa possibilità per ringraziare tutti gli operatori che quotidianamente si spendono, e non è retorica, è una cosa che viviamo quotidianamente. La nostra azienda e il Dipartimento ha differenziato l'offerta. Esempio, da anni c'è un'unità operativa che si chiama psicopatologia dell'adolescenza, che si occupa proprio di quell'aspetto di cui parlava il dottore Rapisarda, per non parlare della fascia del cosiddetta psicogeriatria e Alzheimer e demenze. Sono degli ambulatori che con grande fatica certo. cercano di raggiungere anche la prossimità. E poi c'è il grande tema delle malattie del neurosviluppo, in testa il disturbo conosciuto che è il disturbo dello spettro autistico, ma anche l'ADHD, cioè termini magari meno che pronunciamo con meno frequenza, ma che oggi impattano sul futuro delle persone. Ecco perché noi stressiamo questa necessità. Naturalmente, e concludo, resiste ancora il tema dello stigma e del pregiudizio, però se io oggi dovessi esprimermi in base a quello che ho visto e alle immagini ancora da vecchio psichiatra, provo, come dire, emozioni positive e provo soprattutto quel coraggio istituzionale che oggi manca in un momento in cui la medicina difensiva e anche la psichiatria difensiva, ahimè, è un problema. Dottora Rapisarda, visto che è così importante rivolgerci ai giovani, no? E l'avete fatto oggi, Ester Pantano diceva bisogna fare squadra, facciamo squadra, facciamo tutti squadra, parliamo di questo problema, parliamo di queste soluzioni, parliamo di queste nuove terapie, lo facciamo con i mezzi di comunicazione, in una trasmissione come questa, ne potremmo organizzare molte altre, no? Ma soprattutto rivolgersi alle scuole, dove voi avete trovato un terreno davvero fertilissimo, perché da certi disagi si può uscire fuori, no? Cioè, io vorrei sentire da lei quelli che sono le patologie, tra virgolette, o comunque i disagi dai quali si può venire fuori, basta uscire fuori il problema, basta parlare, no? Ma intanto sul concetto di guarigione io non applicherei gli stessi paradigmi che usiamo per la medicina tradizionale nel nostro campo. Guarigione può spesso significare dare meno spazio alla patologia e poter condurre una vita la più possibile dignitosa e adeguata rispetto alle risorse che si hanno e anche ai limiti imposti dalla patologia. Per cui poi mi sento di dire che escluso per quelle malattie come quelle che citava del neurosviluppo il dottore Florio, che hanno una connotazione anche genetica e quindi in qualche modo sono orientate verso un percorso di cronicità, ma anche quelle possono essere fronteggiate limitando al massimo gli aspetti negativi e potenziando il più possibile le potenzialità che hanno i ragazzi. Ma comunque rispetto alle psicopatologie dell'infanzia e dell'adolescenza io penso che si può guarire da tutte e si può venire fuori da tutte. Ovviamente con un più è precoce l'intervento, più è appropriato l'intervento, più è diversificato. Giustamente lei parlava di terapie, di nuove terapie. Per noi la diversificazione e la multimodalità significa non solo farmacologia, ma anche psicoterapia, esatto. Attività di gruppo. Ecco, mi chiedo se dall'ASCO, le chiedo un attimo, la fermo solo un secondo. Ecco, ma questa parte le famiglie possono trovarla nei dipartimenti? Cioè voi aprite a questi percorsi? Sì. Anche qui è ancora a livello iniziale e sperimentale, però sicuramente sia al centro di psicopatologia dell'adolescenza sia in altre strutture, penso anche al centro autismo per esempio, si sta lavorando moltissimo con le famiglie, così come in altre classi di patologie. Per esempio prendiamo disturbi specifici dell'apprendimento, dove i genitori sono disorientati rispetto al lavoro da fare con i ragazzi e spesso il momento dei compiti, più che un momento di confronto e di aiuto tra genitori e figli, diventa un campo di battaglia. E allora lì diamo anche delle indicazioni con il parent training che stiamo cercando di sviluppare. È ovvio che sono
interventi di alta qualificazione che mobilitano molte energie e risorse, per cui l'impatto quantitativo non è altissimo, però è questa la direzione. E in questa direzione, secondo me, quello che ci può dare molto aiuto sono le energie che provengono dal terzo settore, cioè cooperazione sociale, gruppi dei familiari che sostengono e supportano i loro figli, che sicuramente sono un'alleanza strategica fondamentale nel nostro percorso di cura. E poi, insomma, non trascuriamo il fatto che sicuramente molto spesso il rivolgersi non tanto magari al genitore, quanto a una persona altra, no? Dal genitore, a volte facilita un po' le cose, perché magari nell'ambito familiare c'è una difficoltà di comunicare determinate cose. Pensavo a quello che ha detto il dottore Pisarda, il dottore Florio, c'era una grande fame oggi, no? E questa grande fame si può saziare forse in contesti come questi, allargati a superare una sfera familiare che a volte può anche essere causa di tanti disagi. Certo, a volte depatologizzare, cioè evitare di mettere subito una connotazione patologica e quindi riservarsi il tempo per un'osservazione, per un coinvolgimento che è strategico. L'alleanza terapeutica è fondamentale, ma è il frutto di un percorso di conoscenza e di accoglienza della domanda. Allora, mi chiedono da casa, giro subito al dottore Rapisarda, poi siamo quasi in chiusura. Dottore, a che età è possibile fare una diagnosi di autismo? In maniera precocissima si può fare, cioè in età precocissima, diciamo già fino dai 6 mesi, dai 3 ai 6 mesi che possiamo cominciare a cogliere dei segni di allarme che vanno monitorati, però sicuramente la diagnosi di autismo in maniera appropriata si può fare entro i 2 anni di vita e quindi cominciare in quell'epoca la riabilitazione precoce diventa strategicamente importantissimo ai fini di quella che è la prognosi del bambino che poi diventerà ragazzo, adolescente, giovane adulto. Non, ripeto, in termini di guarigione intesa che non c'è più la malattia, sì, ma intesa come possibilità di fare sviluppare al meglio le risorse e le potenzialità presenti attraverso l'intervento precoce. Quindi più presto si colgono questi segnali, prima bisogna andare dallo specialista senza quel bruttissimo atteggiamento che è la negazione, perché negare è l'ultima cosa da fare quando ci sono dei problemi. Però dottore, affrontarli e vederli come mi scusi, però questi segnali lei un po' me li dica, nel senso che no, perché poi si rischia di sopravvalutare cose che segnali non sono. Quindi cosa possiamo dire come indicazioni di massima? Mi asterrei dal dirli in una trasmissione televisiva. Però direi che quando si colgono dei segnali che riguardano le difficoltà del bambino a comunicare, a relazionarsi con l'altro, ad avere interessi ristretti e ripetitivi, anche se in parte i bambini sono così fisiologicamente rispetto a quest'ultima cosa, consultare intanto il pediatra e poi lo specialista neuropsichiatra infantile, che noi abbiamo per fortuna notevoli risorse all'interno della nostra azienda che riguardano sia il lavoro di diagnosi che poi di cura dei disturbi dello spettro autistico. Quindi abbiamo ottimi contatti con i pediatri per favorire questi passaggi comunicativi il prima possibile e il meglio possibile. Perfetto, ultima domanda e poi ci salutiamo. Il dottore Florio, ci sono dei farmaci di nuova generazione per la cura delle demenze? Mi sembra una domanda un po' troppo generica, però so che lei insomma... Anche in psichiatria la cosiddetta medicina di precisione si sta facendo largo. Esistono dei farmaci nuovi, è chiaro che anche questo parte dalla valutazione dello specialista. Noi abbiamo una rete di professionisti che ovviamente è formata sul campo, un neurologo, lo psichiatra, il tecnico di riabilitazione psichiatrica per fare degli interventi riabilitativi anche lì
precoci e anche delle nuove molecole che promettono bene, quindi insomma, assolutamente in tutte sì. le patologie, anche forse le più gravi, no? Certo. Si può cercare di vivere meglio, si può cercare di ottimizzare la vita di tutti i giorni, per sé e anche per chi sta vicino a queste persone. Dottore Florio parlava dei caregiver, un'altra figura purtroppo tristemente trascurata nel nostro paese, mi posso permettere di dirlo abbastanza a voce alta. Detto ciò, io vi ringrazio, dobbiamo salutarci, siamo al termine, grazie davvero per tutto quello che fate, rivolgetevi naturalmente agli specialisti, mi raccomando, no, quelli è fondamentale quando ci sono dei segnali. Grazie dottore Florio, grazie dottore Rapisarda, ai nostri telespettatori, grazie ancora, il nostro Focus tornerà domani per l'ultima puntata della settimana e a tutti voi un buon pomeriggio.